Aiello, il paese delle Meridiane, si è arricchito di un nuovo strumento gnomonico che va ad aggiungersi ai già innumerevoli sparsi in tutto il territorio comunale. Con quest'opera Aiello ha superato per dimensioni ogni risultato immaginabile. Essa, infatti, va ad occupare tutta la nuova piazza della frazione di Ioannis, per una superficie di oltre 500 metri quadrati. L'ideatore desiderava ravvivare il pavimento della piazza per mezzo di linee in contrasto con il colore della pietra. Gli archi dei periodi zodiacali di un quadrante solare orizzontale si prestavano all'idea progettuale. È nato così il calendario solare zodiacale della nuova piazza di Ioannis, che rappresenta con la sua superficie il più grande costruito fino ad oggi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Lo zodiaco rappresenta quella parte del cielo percorsa dal Sole e dai pianeti maggiori durante la rivoluzione annua permanente. Gli antichi astronomi divisero lo zodiaco in 12 segni, uno per ogni costellazione. Le costellazioni del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone e della Vergine sono rappresentate dai 3 archi realizzati in porfido vicino al pozzo. La retta equinoziale della costellazione dell'Ariete e della Bilancia attraversa tutta la piazza ed è lunga oltre 30 metri. I 3 archi più distanti dal pozzo, dove è situata l'asta che funge da gnomone,
Rappresentano le costellazioni dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell'Acquario e dei Pesci. L'estremità dell'asta di ferro collocata sul pozzo indica, con la proiezione della sua ombra sul quadrante della piazza, il periodo dell'anno in cui si effettua la lettura. La sua altezza è di 450 cm. Le piastre bianche in cubetti di porfido collocate lungo gli archi zodiacali hanno la funzione di indicare l'ora solare di Ioannis.